Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Oggi parleremo delle percezioni dell'amore, di quel sentimento che le persone hanno o egoistico, altruistico verso altre persone, verso i propri figli. Sono in compagnia di un facsimile di un Buddha, lo vedete? E parleremo anche di queste tipologie di personaggi. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Guard, al canale del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social dove stiamo rilanciando radionica, radiostesia, teologia ed ermetismo. Abbiamo già 1260 iscritti e stiamo continuando a crescere. In più vi ricordo che qui sotto c'è il link del sito capitano.archivista.org dove si possono scaricare 20 ebook, 16 di radionica, radiostasia e 4 di chirologia, lettura della mano. È tutto gratis, ne hanno già scaricati 150.000 e il Marietto praticamente ha donato all'umanità 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. Quindi c'è in giro per il mondo più di 2 milioni di circuiti targati Marietto Veneziano. In più c'è anche una sezione shop dove si possono acquistare tipo questo medaglione amuleto a partire da 150 euro più spese di spedizione. Bene, iniziamo un po' con questo titolo roboante di amore, no? Perché alcune volte passa il messaggio che l'amore deve essere sempre dolce. Io ho già fatto alcune pillole che parlavano di questa tematica in cui spiego che bisogna essere giusti e non, come si suol dire, buoni. Per chi non è ancora visto, gli consiglio di andare a vedere. Ma parliamo un po', prima di tutto per spiegare queste tipologie di personaggi qua che si vedono sempre in contemplazione buddistica, perché ci sono alcuni buddisti o alcuni pseudo buddisti, propagatori di pace e amore che dicono che i figli devono crescere nell'abbondanza, devono crescere in modo che loro facciano quello che desiderano, no? Perché ci vuole amore, perché ci vuole tolleranza e tutte quelle belle favole da cartone animato. Ma vediamo un po', prima di tutto, questi monaci, questi personaggi qua. Allora, il vostro marietto più o meno a 18 mesi, mese più, mese meno, è entrato in coma per altri 18 mesi, diciamo così, e sono stato in astrale in un tempio tibetano e ho vissuto lì per 12 anni. Beh, vi dico che le favolette che girano sul tubo o sui personaggi che sono andati in questi monasteri tibetani lasciano il tempo che trovano, perché nella realtà, almeno io parlo per il monastero dove ero stato io, fino a 12 anni i bambini, i monaci che sono allevati, hanno un addestramento che Rambo o i SAS o i corpi speciali di qualsiasi nazione se lo possono scordare, per il semplice fatto che sono evolutissimi, hanno 16.000 anni di insegnamento sull'addestramento militare dei propri adepti. Quindi quando voi sentite o vedete un monaco tibetano in giro, voi dovete pensare che in alcuni monasteri queste persone qui fino a 12 anni vengono temprate in un modo massiccio, in modo importante. In tutte le arti, magia, uscire dal corpo, arte militare e via dicendo. Quindi quando voi li vedete viaggiare poi per il mondo, no? Questi personaggi chiaramente dentro nel suo conscio hanno modellato una struttura militare, una struttura paramilitare e una struttura anche chiaramente spirituale. Questo perché? Perché devono essere pronti ad assorbire ogni tipo di colpo e di influenza. Quindi tutte quelle storielle che basta dire oh no e la cosa poi succede, in fondo hanno un fondo di realtà, ma la base è costruita su dei guerrieri, su dei guerrieri solidi. Chiaramente in questi monasteri non è che possono accedervi tutti, possono accedere solamente persone che hanno uno spirito alto, un'anima alta e quant'altro.
chiaramente c'è una selezione grandissima, e solamente un pugno di questi ragazzi poi diventeranno monaci di alto livello, no? Io ci sono stato 12 anni, poi mi hanno dato un calcio nel sedere e mi hanno fatto rientrare nel corpo. Invece oggigiorno noi vediamo gente che magari studia fino a 29 30 anni all'università e poi di quello studio lì che ha fatto non farà mai niente nella vita, magari diventano economisti, avvocati, dottori, scienziati, insomma, un macello. Cioè questa gente qui sono come boe nell'oceano. Certo che uno potrà dirmi, è il loro karma, sicuramente, ma l'errore basilare viene dalla radice, dai genitori, no? Che a un certo punto li addestrano come se fossero dei Buddha, bisogna santificare. Il problema è che non sanno che il Buddha, perfino a 12 anni, questi uomini, questi monaci, hanno un addestramento veramente tosto. Poi dopo chiaramente non toccano le formiche, non toccano di qua, non toccano di là, per il semplice fatto della reincarnazione. Ma loro chiaramente hanno un addestramento fortissimo. Questo per sfatare quei miti di quei guru che dicono il bambino bisogna farlo crescere con le proprie inclinazioni, anche perché è karmico, se uno cresce un serial killer non è che poi va a uccidere tutti gli altri 6-7 anni. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che questo amore un pochettino da buonismo, no? Da preparargli la colazione, i bambini a 6-7 anni, ci sono mamme che a 14 anni ancora alla mattina, non dico che rimbambiscono i figli, non dico che li rammolliscono, non dico che gli stanno creando una mappa mentale disastrosa, però dico che dovrebbero essere un attimino più istruite, tra virgolette più, perché non so, che già l'istruzione, per creare su dei guerrieri che un indomani, se vengono colpiti come i monaci tibetani, oltre a dire Om, stanno in piedi. Il problema è che c'è mancanza di conoscenza e nei social si legge di più e di tutto, no? Gente che dice vogliamoci bene, vogliono porgi sempre l'altra guancia. Nella realtà, come diceva questo arabo famoso del Qatar, i figli deboli che crescono nell'abbondanza creeranno tempi difficili e tempi difficili creeranno disastri. Quindi per quelle mamme che stanno costruendo dei figli che poi andranno all'università e poi arriveranno a 30 anni e capiranno di aver sbagliato strada o porta di entrata all'università, questo è un grande, perché quelli saranno i genitori del futuro. Quindi quando sentite questo buonismo, questo amore della serie faccio tutto quello che vuoi, basta che non mi rompi i santissimi, che praticamente è questo il messaggio che si danno a questi ragazzini qua, ma purtroppo loro sono innocenti perché sono dei vasi vuoti e vengono riempiti di questo amore buonismo falso, che praticamente agli occhi di uno che capisce il meccanismo è odio puro, cioè nel senso, mi dispiace doverlo dire, ma è odio verso queste persone che non vengono istruite ad affrontare la vita quando avranno 30-40 anni, perché sento mamme che ho sentito mamme che dicono è venuto a casa un bambino e se io non gli cambiavo le posate fra il primo e il secondo piatto lui non mangiava. Ho sentito mamme che mi dicono no, è venuto a casa un bambino che se io gli ho fatto spremuta d'arancia e gli lasciavo dentro, come si suol dire, il buono, cioè praticamente alcuni pezzi di pelle perché chiaramente la macchina per spremere non la bevevano. Capite che creare un esercito così di ragazzi che poverini sono stati addestrati così dai genitori, chiaramente non crea sicuramente una società domani su cui si potrà costruire qualcosa di solido. Solido, eh? Quindi, quando voi vedete questi soggetti qua, ricordatevi che fino a 12 anni un'elite, perché mica tutti riescono a sopravvivere a questi percorsi. Chiaramente quando si presentano questi ragazzini è karmica la cosa, il 90% vengono accettati per il semplice fatto che anche i maestri che vedono lontano capiscono che sono. Per gli altri è karmico, però se voi mi tirate su dei ragazzi che non riescono a mangiare il secondo piatto se non gli cambiate le posate, capite che state costruendo degli uomini che un giorno avranno un matrimonio, insomma, impegnativo. Non dico di cioccolata, non dico disastroso, non dico che non sapranno gestirsi, dico solo che
quello non è quello che si dice amore, si dice della serie, gli diamo qualcosa per toglierci dai piedi il problema di doverli istruire veramente. Allora cosa si può fare? Beh, si può in un certo senso, se si ha la responsabilità, attrezzarli o in un certo senso dargli una corazza spirituale che raddrizzi gli errori che si sono commessi in gioventù, magari perché i genitori erano, tra virgolette, mancanti di conoscenza e hanno fatto degli errori. Invece quelli che continuano a perseverare, oh ma Ciccio, ti manca questo, corri al supermercato a comprarlo, Ciccio, ti manca questa, cioè creano dei Buddha falsi e che un giorno creeranno una famiglia di conseguenza. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e ricordatevi che questi signori qua fino a 12 anni si fanno un mazzo che i servizi segreti vanno di nascosto a cercare di capire come istruiscono questi guerrieri. Capito? Quindi quando li vedete così belli serafici, dentro nel subconscio hanno una corazza che potrebbero affrontare qualsiasi tipo di problematica. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato. Il numero per eventualmente una consulenza qui sopra, 20 euro, 45 minuti, il vostro maledetto con voi. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.